Amici bellini, eccoci qua per il secondo video della giornata, doveroso perché abbiamo fatto tante chiacchiere che sono importanti, perché le chiacchiere non se le porta il vento. Quando sono chiacchiere che vengono da Spalletti c'è sempre qualcosa importante che ci dice, o lo dice a noi tifosi, o lo dice agli addetti ai lavori, o lo dice ai suoi giocatori, è sempre importante. Ma adesso dobbiamo parlare di campo, perché è famoso oramai il mio divertimento nel fare le analisi tattiche, e quindi divertiamoci. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, ci siamo, Ci siamo. Vi siete iscritti adesso al canale? E perché non me lo fate sapere con un commento? Guarda, mi sono iscritto adesso. E io dico, ma io il tuo nome me lo ricordo già, ho fatto la finta. E invece no, lasciate un like perché vi dimenticate sempre, non è per cattiveria ma per dimenticanza, le bollette e i frollini. Passiamo senza proprio indugio direttamente a vedere questa lavagnetta con un Amrabat. Generale Amrabat non ha giocato bene, meglio per noi perché comunque è un giocatore temibile, e insomma ho sentito vari commenti post partita, altri youtuber insomma che se la prendevano con Pulgar. Poi ho sentito altri youtuber di squadre che non erano né il Napoli né la Fiorentina, alcuni anche della Fiorentina, parlare di fallo, di gol da annullare. Ragazzi, voi non state bene con la testa, state veramente soffrendo di allucinazioni, oppure avete un'analisi disonesta che dovete portare avanti per far piacere ai vostri seguaci. È di una disonestà clamorosa dire che quello è fallo su Dragoschi, perché Insigne prende il pallone di testa prima dell'intervento di Dragoschi, quindi abbiate pazienza, fate silenzio, io non mi posso mettere a commentare questa gente qua, ognuno però poi la libertà del telecomando, no? Quando in televisione uno non ti piace, i giornalisti dicono avete il telecomando, cambiate così, e avete il potere dei like, dei dislike, o di non seguire più certe che fanno analisi disoneste. È sempre quella cosa che praticamente aspetta la partita. Esattamente. Allora, la partita, siamo in rosso, e che vi devo dire? Purtroppo il Napoli gioca in rosso. Ospina, gli arriva il tiro, lo para nel primo tempo, arriva il pallone spiovente nel secondo tempo, lo para, lo blocca così, poi farà un'altra partita, insomma, due parate, due tiri, arrivano due parate, bravo Ospina, e la tranquillità che non è nemmeno la questione della sgasata, è che devi andare piano, perché poi il semaforo rosso non ti fermi in tempo, e poi piangi, perché poi piangi se avessi guidato con più prudenza. Purtroppo è così. Ospina quindi molto molto bene, si riproporrà sempre il problema della cosa, c'è la domanda solita, ma Ospina merette, va bene così, se sono esausto. Di Lorenzo Mancini deve per forza giocare titolare? No, lo chiedo proprio con umiltà e con la speranza che Di Lorenzo possa andare a farsi un bel viaggio in nazionale, stare con i suoi amici, stringere amicizia, una sigaretta insomma, alla sera, una sola, ma basta, cioè poverino, perché poi fa anche delle cose, fa anche degli stop egregi, insomma dei contrasti efficaci, e aveva un cliente niente male, insomma Nico Gonzalez, che qualche volta gli è scappato, ma poverino, cioè il nostro mantra nuovo assolutamente deve essere: questi non sono dei robot, sono degli esseri umani, e farli overperformare sempre quando non possono mai tirare il fiato è impossibile. Quindi più che parlare della prestazione di Di Lorenzo, noi ci dobbiamo interrogare sulla qualità di Malqui, perché se non gioca mai Malqui nemmeno in Coppa con lo Spartak, a meno che non si deve far poi a meno di Mario Rui, è un problema serio la fascia destra. Però Di Lorenzo la svanga, quindi bravo Di Lorenzo, anche se qualche volta l'imbucata se l'è presa, non gli riesco proprio a dire niente. Rachmani, non pensare al domani, pensa adesso, con il lavoro e con la serietà hai guadagnato un posto sul ben più titolato Manolas, e stai venendo ripagato anche con soddisfazioni personali, perché poi il golletto lo mette, è pericoloso di testa anche nell'area avversaria, sta bello attento, non deve fare niente di straordinario, non gli chiediamo doppi passi o grandi impostazioni dal basso. Però Rachmani, che bel giocatore, il famoso giocatore normale
normale. Citerò sempre Angioletto per questa grande definizione. K2, che è un giocatore invece che normale non è, perché è un giocatore al di sopra della media, comincia un po' così e così, se vogliamo, però poi cresce tantissimo nel secondo tempo e chiude tutto quello che deve chiudere, diventa poi dominante anche lui, quindi molto bene entrambi i centrali, a chiudere con una dignitosissima partita di Mario Rui, che ha insomma giostrato bene con Callecon, poi dopo andrà Sottil da quella parte che qualche pericolo lo crea, però Mario Rui si è comportato bene, era chiamato a una prestazione almeno calma rispetto a quella dello Spartak, dove ci ha messo in grossa difficoltà, quindi bene anche Mario Rui. Su questo centrocampo a 3, io qua, dato che ci sta piacendo molto Spalletti, quello che dice, quello che fa, i risultati che sta io qualche peluccio nell'uovo lo voglio anche cercare per dare dei consigli. Quello Spalletti lo sapete che ci segue, che lascia il like e che poi dopo aver visto la reaction va in conferenza a dire tutte le cose che ho detto io. La dico una, la butto lì così. Spalletti, ma ci stiamo rendendo conto che tu cominci sempre a 3, 4-3-3 e poi nel secondo tempo finisci sempre a fare il 4-2-3-1? Non è che forse con Fabian Anghissà si può fare anche direttamente il 4-2-3-1 e Zielinski lo spostiamo un po' più avanti, perché più avanti magari è più efficace, come aveva fatto bene anche l'anno scorso? Perché questo inizio a 3, capisco che magari le fasi di studio e le motociclette, capisco le fasi di studio della partita, capire la formazione avversaria come si è schierata, così forse ti senti un pochino più protetto, però poi alla fine vedi un pochino che il Napoli funziona meglio a 2 fondamentalmente, perché Fabian centrale va bene però sta overperformando e quindi gli serve l'aiuto di Anghissà anche più vicino. L'ho buttata lì così, potrebbe funzionare bene, non che funzioni male, questo anche funziona, quindi non possiamo mai dire la cosa a 3 non si può giocare mai, a 2 questa squadra non è nel suo DNA. No, partite dopo partite, ci sono avversari dove magari è meglio, avversari dove è peggio. Il Napoli, se ha il possesso della palla, può fare quello che vuole, ma se deve aspettare l'avversario perché in quel momento è più pronto e hanno più possesso palla, il Napoli deve fare di conseguenza. Quindi va bene, Fabian così e così, devo dire la verità, anche lui, vale il discorso di Di Lorenzo, le ha giocate tutte, deve tirare il fiato, è colpevole purtroppo di aver tenuto marcatura larga su Vlahovic sul gol, capita anche nel secondo tempo che Vlahovic si libera su un calcio piazzato e arriva a una sforbiciata che poi viene contrata prima di arrivare in porta, è qualcosina di meno, però poi cresce anche lui nel secondo tempo. Bene nelle imbucate, nelle imboccate, dà anche sempre una mano, perché quest'anno lo sta facendo con continuità anche alla difesa, però non è il Fabian delle prime 4-5 giornate, insomma, così anche lui deve tirare assolutamente il fiato. Anghissà, stesso discorso, cresce veramente tantissimo nel secondo tempo. Nel primo tempo mi è sembrato proprio aver sofferto, non dico la sconfitta perché poi entra poi a gara in corso, ma insomma ha tirato la carretta per tante partite, anche lui adesso si dovrebbe riposare un pochino. Su Zielinski qualcuno mi dice che insomma così e così, a volte ti delude come Elmas, ti aspetti sempre qualcosa in più. I giocatori da Napoli, ragazzi, Zielinski è questo, Zielinski danza sul pallone, Zielinski ha un controllo straordinario, abilità con i piedi incredibili, poi se devi fare la partita di attesa e ripartenza magari soffre un pochino di più perché non fa tantissimo filtro, gli altri centrocampisti aiutano un pochino di più, però intanto quel calcio di punizione che ci porta alla vittoria viene dal suo piede e io non posso ignorarlo, dal suo piede mancino, che non è nemmeno il piede preferito, quindi lo sottolineiamo. Dopodiché entrerà Elmas nelle sostituzioni del secondo tempo, quindi molto presto entrano sia Elmas che Politano, non fatemi dire cose sbagliate, sì, Elmas e Politano al 56esimo, ma di Politano poi ne parliamo dopo. Elmas si troverà prima in zona qui e poi comunque un pochino più sottopunta, dopodiché finirà in zona Insigne, arriva a 1 centimetro da un gol, insomma va bene, non mi riesco a focalizzare troppo sulla partita di Elmas, mentre mi voglio focalizzare sulla partita di Lozano, perché sembra che non lo vedi nemmeno, che non sta aiutando tanto la squadra. Intanto il primo tiro pericoloso viene proprio dai suoi piedi, perché carta canta, vabbè, c'è prima un colpo di testa
salto di Anghissà. Dopodiché, dopo il gol di Quarta, c'è il tiro di Lozano parato e poi c'è il gol di Lozano sull'errore dal dischetto di Insigne, che trova un angolo difficile. Quando tiri poi sul primo palo si sa, la devi alzare, la devi prendere, no? Se la prendi troppo bene non si segni, se la prendi troppo bene, invece il gol lo fa e quindi bene così. E quando ha dato il suo contributo può fare spazio a Politano, che è un giocatore che ha avuto secondo me un impatto importante sulla gara, per dare una mano a Di Lorenzo, e ce lo siamo ritrovati qui per tutta la partita, anche giù per tutto il secondo tempo. Aveva la freschezza anche di ripartire, è arrivato anche al tiro, ci ha regalato un paio di cross anche col destro, che sapete che per me sono delle chicche importantissime, e quindi molto mi è piaciuto Politano nel secondo tempo. Insigne, la partita di Insigne, un paio di cioccolatini li ha dati, non è sembrato l'Insigne più brillante della storia del Napoli, un paio di cioccolatini comunque li ha consegnati. Ricordo il tiro di Osimhen che prende troppo di esterno e finisce fuori, è un cioccolatino di Insigne lì, quindi ce lo ricordiamo. Il rigore ti fa ragionare un attimo, anche qui un tiro tra il centrale alto, però un pochino più spostato, perché se la tiri di tirare centrale, tiralo proprio centrale, ma centralissima. Se tu invece stringi un pochino, perché comunque come ti muovi col piede vai a chiudere l'angolo, perché tutti gli attaccanti dicono che è più facile, rischi che con la mano di richiamo te la prendono, e abbiamo rischiato con Cragno e con Dragoschi anche, perché l'ha parata. Dopodiché, ripetiamo, non è mai fallo, perché Insigne la prende di testa prima e Dragoschi poi interviene. E poi c'è la questione della sostituzione, che Spalletti ha fatto rientrare con molta sagacia, però insomma speriamo che Insigne non soffra questo fatto delle sostituzioni, altrimenti ritorniamo Totti, Icardi, Spalletti coi capitani, si mangia i capitani, eccetera eccetera. Io credo che va bene far riposare ogni tanto il capitano, gestirne le forze, non farlo andare in over, sai, quando il motore va su di giri e va in ebollizione. È giusto, forse in questa partita più che preservarlo era per avere qualcosa in più dai subentranti, perché Insigne non era brillantissimo. D'altra parte si va nel momento della pausa, quindi lo stai preservando per la nazionale? Non credo, era un cambio tecnico e quindi Insigne deve anche accettare. Per questo secondo me Insigne stava più piccato, perché era un cambio tecnico, non era un cambio di conservazione delle forze, e quindi lui la sentiva questa cosa. Non ho dato un grande contributo, sto più infrevoso. Però poi si siede con Manolas, a fine partita esulta con tutti i compagni, ma lancia bei messaggi su Instagram, quindi non ne facciamo un caso assolutamente. Un caso invece è questo signore qua, che è Osimhen, che è imprendibile, ragazzi, veramente fermatelo, multatelo, ammonitelo, espurgetelo per toglierlo agli avversari, perché questo qui da solo con le famose pallate di cui parla Spalletti, anche tutte storte, anche troppo lontane, così questo ci arriva, mette in apprensione i difensori, si prende un rigore perché comunque manda avanti il pallone, cioè lo raggiunge così, insomma, e poi stava segnando il gol. Va bene, cioè se tu Osimhen fossi in grado di segnare anche quel gol sul cioccolatino di Insigne, il tiro al volo che finisce esterno, magari lo incrociavi e lo mettevi nel set. Ciao Osimhen, è stato un piacere averti conosciuto, insieme ad Holland sei la nuova punta del futuro e se la giocano Real Madrid, Liverpool per comprarti. Fortunatamente qualche gol lo sbaglia, se indovinava quella rovesciata state pure a Marone, non ce lo godiamo nemmeno come Cavani, nemmeno 3 anni. Questo è il secondo anno, godiamocelo, sta crescendo esponenzialmente perché sta imparando cose nuove, sta più tranquillo, deve essere coccolato dal nucleo africano dei giocatori più esperti. Bravo Osimhen, impara dall'italiano, così capisci di più le battute e stai più all'interno di uno spogliatoio che deve essere unito. Petagna ovviamente, ma ci scusate a Mertens, è gravissimo, ma come mi scordo di Mertens entra al posto di Fabian e non fatemelo dimenticare, anche perché nel secondo tempo, e vediamo proprio tatticamente, quando esce Insigne ed entra Demme, Elmas finisce qua e abbiamo, se qualcuno l'errore l'ha fatto la Paramount Plus, Fabian era qua,
Fabian era più vicino ad Osimhen ed era il vertice alto del triangolo con Demme Anguissa da questa zona qui. Ovviamente in fase di non possesso si creava questa situazione qua di 4-4-2 dove Fabian un po' in difficoltà ad inseguire gli avversari ce l'ha, un po' per caratteristiche e un po' perché sta tirando la carretta e non ne ha più, quindi va bene, si prende anche un buon fallo in questa zona quando proprio non ce l'aveva più, quindi va bene. Quando poi entra Mertens la situazione resta uguale, ovviamente parliamo sempre di triangolo con vertice alto, ma Mertens è una punta vera e propria, un sottopunta al massimo, di conseguenza non è mai più un 4-3-3 con il vertice così, oppure magari è un po' mezzala, no, Mertens no, anche se dava una mano a Petagna nel primo pressing fino quasi a ritrovarcelo più avanti, perché Petagna poteva dare una mano sulle seconde palle o quando lanciavano la pallata anche loro verso Vlahovic, perché quando il Napoli si è dovuto difendere negli ultimissimi minuti ovviamente Petagna poteva dare una mano per la sua fisicità anche indietro, e Mertens un recupero palla in questa zona lo segnaliamo, è un ritorno a campo di buon auspicio, non ci aspettavamo nient'altro che una sgambatura, però è entrato anche lui nella lotta finale e anche lui partecipa attivamente a questa vittoria importantissima del Napoli contro la Fiorentina su un campo dove sarà difficile per tutti fare punti e uscire col punteggio pieno. Italiano è un allenatore che è un giovane allenatore, vale il discorso di Gattuso, vale il discorso di De Zerbi, sono giocatori giovani, sono allenatori giovani che cercano di portare delle idee avanti, e Italiano comunque le idee ce l'ha e sono ben chiare. Contro il Napoli però lo Spezia quando ha portato via dei punti fu ammazzo, diciamoci la verità, perché la ricordiamo tutti quella partita proprio di no, con Llorente e Elmas che non tiravano mai, ce lo ricordiamo. Poi dopo nel ritorno presero 4 palloni. Italiano purtroppo decide di affrontarci con la linea alta, si è preso dei rischi, non è riuscito a concretizzare più di un gol e quindi nel primo tempo, e quindi poi il Napoli con pazienza è riuscito ad arrivare. Ricordiamo che comunque Ospina fa un paio di parate niente di che, e se vogliamo poi andare a vedere anche gli XG che abbiamo fatto vedere anche ieri in live, il Napoli legittima, crea di più senza dubbio, la Fiorentina crea poco, e quindi vabbè, Italiano, chiamiamo a Vincenzo Italiano, ma calma, teniamoci a Spalletti, ma molto meglio un allenatore che ne ha viste fatte di panchine, che sa che cosa significa lottare per la Champions, sa che cosa significa andare in giro in Europa, in altri stadi, sa cosa significa gestire dei calciatori e degli spogliatoi anche complicati, e insomma tutti i complimenti ad Italiano, la vittoria è meritata, ha detto meritavamo di più, tutto a posto, ma gli XG parlano anche chiaro, quindi io sono troppo contento che invece di Italiano è venuto Spallettone, come dice Mourinho, Spalletti, il nostro filosofo, che invece di filosofeggiare solamente sta facendo i fatti, e lasciatelo sempre parlare, lasciatelo sempre lavorare, a lui, ai suoi collaboratori e a tutto lo staff che lui non manca di citare ogni volta, perché sa quanto è importante fare gruppo e fare squadra. Questo è un Napoli che deve stare calmo, voi tifosi dovete stare calmi, io per primo devo stare calmo, è impossibile, la passione è irrefrenabile e il sognare è inevitabile. Il Milan non molla, l'Inter non molla, sono squadre più abituate anche a dire la parola giusta nel palazzo in Lega quando succede una cosa, ecco, Demme viene ammonito, ma il fallo era al contrario, c'era un fallo su cose, sono piccole cose che dobbiamo tutte mettere insieme, e purtroppo non ho accennato alla questione del fallo da rigore perché qualcuno diceva il rosso eccetera eccetera, io l'avevo vista così, che non si espelle più quando sei l'ultimo uomo, anche se azione chiara da gol, per quando fai il rigore, però qualcuno dice quello valeva solo per il portiere, qualcuno l'ha spiegato bene, insomma ragazzi miei, la questione è questa, gli scudetti si vincono non solo sul campo, si vincono con la società forte, si vincono con una serie di discorsi molto più approfonditi ed importanti. Se poi lottare per lo scudetto ci porta a guadagnare punti per entrare
in Champions, ben venga, perché quello deve essere l'obiettivo e nessuno si azzardi a parlare di amarezza o di fallimento se il Napoli dovesse arrivare quarto. Si esulta come i dannati e si fanno i complimenti ai ragazzi, per dirla alla Allegri. Se poi vogliamo creare cose giornalistiche per fare dei click in più, il Napoli da scudetto è fortissimo, no, io pompiererò sempre. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Anche il secondo video è andato bello folto, chi se li è visto fino alla fine veramente è un mio eroe, e quindi quelli che invece non ce la fanno, che non reagiscono, vi siete persi delle cose importanti, che poi andate a vedere le trasmissioni, dici ma questo non lo dico, venivi qua e lo sapevi qua, ti trovi? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.